Dunque, se il problema è la lingua sarda, è scusa. Il problema è il sportello linguistico, oltre che affermamos l'identità di un popolo, di una comunità, affermamos la possibilità di queste culture minores, di queste culture più umane, no? La civiltà, il pluralismo, la possibilità di queste parti che costruiscono l'universo, l'universalità. Se non pensi questa pluralità, muore fino all'universalità. Se non pensi locale, se non pensiamo noi si noghe, muore sul globale. No? Cosa sa? Ecco, noi stiamo facendo il gusto, quindi se devo dare una risposta all'assessore, stasera dobbiamo fare molti gusti. Questa ragione è scusa, una delle ragioni normali. Se noi facciamo in tortolini, non siamo fatti solo per tortolini, però noi. Siamo fratelli con l'Europa, siamo fratelli con il mondo intero. Perché noi siamo a non montare noi, no? Siamo dando un contributo all'umanità, siamo dando un contributo per noi. Siamo fratelli a maniera che l'umanità non si strugga. Parlo di una macchina, parlo di una cosa di uno visionario, non è una cosa visionaria. E se noi perdimos questa responsabilità, cioè di salvare noi, noi devono salvare gli altri, il mondo è bello finito, quindi il mondo è già giusto, da che i giovani perdono la responsabilità. Ecco, pure questa gente tende di sfiducia in sa politica, che sa politica non ha più responsabilità, sa politica perde la responsabilità. Se la politica non controlla più l'economia, non controlla più la finanza, non controlla più nulla, e se sta attaccando a essa stessi, no? L'idea di salvare, vuole salvare, ma non sarà finita. Quindi la politica deve tornare a vedere in mano la responsabilità di questa storia. Tutto deve fare questo. L'operatore linguistico, se deve mi fa che sul giovane, mi fa che piacere, questo è importante che questa gioventù. Cioè prima, in questo anno scolare, si idea che la lingua sarda, o la lingua di minoria, essere la lingua di chi non è andata a scuola, che chi è andata a scuola, chi ha studiato, ha imparato la lingua italiana, l'inglese, il francese, il spagnolo. Sono malevolados che non sono andati a scuola, sono restati che sei adesso il pizzone, che la lingua è il pizzone, no? Sei di pizzone. La lingua è scontighetto, la lingua è mannare, la lingua è noi, no? Poi invece siamo assistenti a un cambiamento. Questo giorno sono tutti laureati. Daniele è laureata in filosofia, io sono un antropologo, io sono laureata in scienze naturali, tutta gente che ha studiato la lingua italiana, che ha studiato le scienze, che conosce il metodo, la tecnica della ricerca, no? Tengono iscritti sul fattente e sono ribaglienti per salvare il suo risolvo. E si sono liberi noi, non deve andare a vivere. Tutto a Londra non canale, tutto in Irlanda non deve andare, tutto in America, fai rita, siamo una distanza. Ecco. Noi stiamo a cantare la ragione e che te va che non c'è l'ora, che mio figlio lavora all'ora, mio figlio lavora all'ora, mentre vai che l'ora, è una che per arrangiarsi fa il canoniere, e te vuole fare il banchiere, guarda. Ma è provare che siamo una distanza di Londra, ma che cominciare a mi dare una nuova autonomia. Io venivo da zona ufficio, venivo in Milano, no? Quindi mi studi, di avvocato, master, per 1.500 euro su mese. Ma poi la mattina era 1.500 euro su mese, sa un arbitro, saponavo in qualche semaforo. E tu che di una laurea, che di un master, che di una dottorata di ricerca, di casa a Milano per 1.500 euro su mese. E no, che non fa nulla. Zappasi no, che cominciasi no che a zappare. Io sto dicendo, esposto però, zappare sul luogo nostro. Se no, non andavamo tutti, e non andavamo tutto a Milano, tutto a Londra, tutto a New York, e noi che la salute bene sul cinese. La lingua sarda, ad esempio, scusate se non andavo ad esempio, amigos e amiche delle dottorie, la lingua sarda è scusa, la lingua sarda siamo noi, se non creiamo in gusto, noi sì, abbiamo un motivo, fino a sos comuni dobbiamo sapere, non lo sono fatti sapere. Perché noi esprimiamo questa bandiera, questa lingua,
no, devo serrare tutti i comuni d'Italia, ma questo non lo deve serrare che è un comune di una isola, di una regione minoritaria in Europa che è tutelata dall'estero dell'Europa, che è tutelata dall'estero degli Stati italiani. Questo comune non si serra. Tortolino tiene il pericolo che supera i suoi abitanti, ma e su dentro si si costando, la devono cantare tutto. Fino a vita spirmana, la cittadina spirmana, non ha gente, no? Tanto non stiamo a mattanare, propagardomos, a affittare, a soschini dai fuori, che deve venire a sumare, tutto, vedere, dai noi a consumare, a mangiare, a fare. E noi, tutto questo è la riflessione dello salute. Deve tornare a dare a questa comunità, la nostra, la comunità nostra, una civiltà, una comunità che si dovrà apporre come centro del mondo. Perché non si sa, non è questo è sa, su senso, che è dopo, che è dare tutte queste operazioni si devono fare in tutti i comuni della Sardegna. Grazie.